Amici di Scratch, siamo tornati live dopo le vacanze. Non siamo stati sicuramente con le mani in mano perché ci sono tante gare da farvi vedere. Partiamo con Sanfior e Scorzè, due clip emozionali che raggruppano quello che è stato la settimana di Natale. Grazie Eleni ad Alfredo Di Schio attualizziamo questa trasmissione rendendomi giustamente conto delle ultime due gare targate 2019, vale a dire Sanfior e Scorzè. Chiaramente dopo il contributo di Bike Channel, dove tutti avete potuto godere di queste bellissime immagini, oggi anche noi di Scratch vi rendiamo conto di queste ultime due gare, d'altronde con un cartello d'eccezione e quindi la partecipazione di un certo Matteo Trentin che lo vedremo da qui a breve. Con le immagini siamo con la fascia amatoriale, fascia 2 e fascia 3 che si daranno mazzate incredibili ed è tutto quanto chiaramente un overture, meglio dire una presentazione per trovarci poi a Schio e vedere chi di questi fenomeni riuscirà a mettere il muso davanti e quindi fregiarsi del tricolore. Qua copia e incolla un po' di tutte le gare del 2019, bene Perin, bene Giuseppin, Perini e Giotto per quanto riguarda la fascia 2, per la fascia 3 Mariuzzo che oramai abbiamo capito che quasi non teme nessun rivale e chi lo ferma più, ma insieme a Fabri, Zoppa e Schirosante e Dal Grande la storia del ciclocrossismo vanno di conserva e fanno appassionare questo meraviglioso pubblico dettato anche dai master. Perin Fabio va a vincere su Giuseppin Sergio nella fascia amatoriale 2, Perini, Giotto, Azzi, Maniacco, ma per quanto concerne la fascia 3 secondo assoluto è Gianfranco Mariuzzo che oramai non ha più bisogno di presentazioni, precede addirittura nella fascia 2 Giuseppin Sergio, già nominato in precedenza, ma per quanto riguarda la fascia 3 poi abbiamo Gabriele Fabris, Flavio Zoppa, Santeschiro e chiude i primi 5 con Giuseppe Dal Grande che tra poco lo potremo vedere da questi teleschermi. Ricordiamo insomma tra lui e Zoppas qualche anno fa hanno condiviso insieme tutte quante le vittorie, è oggi cambiato scenario, abbiamo visto il podio, vediamo le biciclette come sono sporche, ma d'altronde anche a Sanfiore il fango si fa sentire. Podio e tutto canto il Lambaradan con Fiorito e tutti quanti gli addetti alla giuria e quindi tanto lavoro per loro, tanto freddo, ma si sa, questo è il ciclocross e per fortuna. Esordienti maschi, esordienti femmine per quanto riguarda questa quinta tappa del Trofeo Triveneto che ha raccolto comunque veramente tanto successo e soprattutto a livello mediatico con Scratch, con Canale Italia 84 dove ha replicato anche questo anno la partnership con Bike Channel, quindi tanta roba per un trofeo che noi contiamo essere sempre tra i trofei migliori che abbiamo mai potuto raccontare in questi ultimi 20 anni. È un patrimonio veramente non soltanto veneto o triveneto, ma è un patrimonio nazionale. Da qua si sono veramente distinti e tanti hanno fatto anche una gran carriera, non in ultimo proprio quel Matteo Trentin che a Lucca nel 2007 vinse il suo primo titolo da ciclocrossista, grazie anche a quell'epoca con il Trofeo Triveneto. Ma andiamo a raccontare le fasi degli esordienti, dove c'è veramente tanta battaglia tra Sacchette, Vezzi, Battaini e Fregata. Per quanto riguarda invece le donne, battaglie con Lauer, Sabatino, Bulegato e Bianchi, anche la Bianca Perussin si sta ben distinguendo e le attendiamo anche queste tutte quante a Schio per vedere chi di loro potrà essere la prossima detentrice del titolo italiano. Abbiamo detto anche la scorsa settimana con la cronaca fatta insieme a Franzoi per Bike Channel come gli esordienti saltino gli ostacoli un po' come fanno i più grandi e i grandi professionisti e a quest'età è tanta roba, vuol dire che è cresciuto veramente tanto il movimento. Nicola Battaini va a vincere su Luca Fregata, Stefano Vezzi al terzo posto, poi segue Stefano Sacchette e Mattia Furlan per quanto concerne i primi 5 posti degli esordienti. E qua invece per quanto riguarda le donne, Arianna Bianchi del team Piton va a vincere su Alice Bulegato, Alice Sabatino, Auer e Perrussin chiudono la top 5, quindi si va a chiudere la giornata dedicata agli esordienti per poi passare tra poco, adesso vedremo anche
qualche altra bella immagine per poi passare alla categoria allievi. Una giornata chiaramente quella di San Fior all'inizio mattinata di un gran freddo, un terreno veramente simile forse a quello che troverete a Schio, con questo fango un po' ostico dove un po' si attacca alle pedivelle, si attacca ai pneumatici, si attacca ai cambi, quindi bisogna fare molta attenzione e avere minimo 2 bici, perché se no poi la vedo veramente dura, e quindi ci sarà anche tanto da lavorare ai box, come d'altronde si è lavorato qui tantissimo nei box per quanto concerne questa quinta tappa. Qui siamo con gli allievi, quindi allievi al secondo anno, allievi al primo anno e chiaramente tutte le donne di categoria, con la Costantini, la Fontana, la Auer Sofì, la Canciani, la Camilla Fontana e la Elisa Viezzi, che anche lei si sta mettendo veramente in mostra quest'anno. Complimenti, un avvicinamento al titolo italiano che lo curano con grande attenzione. Noi raccontiamo sempre un po' i primi 10, ma d'altronde sono quelli che poi dopo affronteranno le grandi scommesse e le grandi riunioni su campo da ciclocross. Per quanto concerne invece gli allievi al primo anno, abbiamo detto che Ettore Pra ci sta stupendo parecchio, insieme a Alan Flocco, a Elian Paccagnella, Zaros e Grimo Etienne del team Bramati. Questo è il componimento per quanto riguarda gli allievi al primo anno, che qua copia e incolla un po' con come gli esordienti. Oramai li saltano tutti, nessuno più scende di bicicletta, anche questa è una filosofia, abbiamo sentito in un'altra cronaca con Fruet, lui preferisce anche saltarli perché la corsa per lui ha qualcosa di determinante, che lo appassiona maggiormente, non perde molto perché Fruet, si sa, è un ragazzo molto leggero, lo vorrò vedere sicuramente a Schio. E intanto andiamo con il mago di giornata, ma non soltanto di tutto l'anno 2019, Eros Cancedda, che va a vincere su Alessandro Gaglio, e anche qua Filippo Gaglio al terzo posto, lo vediamo a pochi metri dal secondo, e così anche Luca Furlan insieme a Edoardo Bolzan, che concludono e chiudono i primi 5 posti. Quindi adesso vediamo proprio Edoardo Bolzan. Per quanto concerne invece gli allievi al primo anno, abbiamo detto benissimo è Pra Ettore, lo vediamo, della Sportivi dal Ponte, e poi per quanto concerne il secondo posto Alan Flocco, poi Elian Paccagnella, Zaros Thomas e Grimod Etienne, che va a concludere la top 5. Per quanto invece concerne le donne allieve, tra poco la vediamo e la vedremo, intanto salutiamo i giudici e tutto l'ambaradan. Eccola qua Elisa Viezzi della DP Giante 66, insieme a Costantini Romina, anche lei Giante DP 66, vale a dire Pontoni, Beatrice Fontana al terzo posto, Auer e Canciani chiudono la top 5. Questa è la classifica di San Fior alla quinta tappa. Questo vediamo è il podio, con chiaramente Cancedda che svetta su tutti, tanto anche vediamo Mauro della Steven Bike presente alle premiazioni, ma presente sempre a tutte le gare. E qua andiamo con gli juniores e donne un po' tutte, vale a dire junior, donne open, quindi le professioniste insieme alle donne master, e questo mi piace molto perché credo che le donne debbano comunque, quando sono gare regionali o comunque non hanno i vincoli delle gare internazionali, però è bello vedere le donne master, che non sono tanto lontane dalle donne elite delle under 23 o junior, gareggiare quasi insieme. C'è meno traffico e anche più fruibile da parte dei telespettatori. Quindi sono partiti gli junior, partono le donne junior e le donne open, e per ultime eccole qua partono le donne master, con il rientro in pratica di Chiara Selva insieme a Ilenia Lazzaro, Fabian Tamara, che dovranno comunque vedersi nei campionati italiani con diverse chiaramente categorie, perché la Selva è una V2 insieme alla Fabian Tamara, mentre la Ilenia se la dovrà vedere con la Bocchini e poi chissà quante altre. Poi vedremo se ci saranno delle new entry e le vedremo man mano che apriremo l'ultima parte di calendario, ci sarà una new entry a Scorzè, andremo a vedere cosa succederà. Insomma è aperta, è veramente aperta la classifica per quanto riguarda i campionati italiani di schio. Un terreno, abbiamo detto, abbastanza vicino,
vicino per quanto concerne la geologia del terreno a quello di Schio, questo qua di Sanfior. Andremo a vedere poi dopo come lavoreranno i grandi protagonisti che saranno gli addetti alla pulizia. Intanto per quanto riguarda le donne open, una strepitosa Anna Oberparleiter che quest'anno sta veramente facendo brillare gli occhi insieme ad Asia Zontone e la Bolzan, una Eli Simeoni che qua la vedo leggermente meglio, leggermente più in palla della precedente corsa che abbiamo visto, e quindi sono contento anche per lui, vuol dire per lei che sta andando un po' meglio e quindi sta ritrovando la piena forza nei propri muscoli. Insieme abbiamo visto anche Graf, Pozzobon e Pillon. Per quanto concerne le donne, sempre in testa è la Oberparleiter. Per quanto riguarda le donne, Nicole Pesse è una ottima Elisa Rumak insieme a Alice Papo, se ne stanno dando di santa ragione. Siamo già nei pressi dell'arrivo e qua vediamo che taglia il traguardo Cristian Calligaro che va come una moto, e Barazzol Enrico lo vediamo in questo momento della Sportivi del Ponte, quindi onora gli organizzatori al secondo posto insieme a Fabrizio Perin, anche lui della Sportivi del Ponte, che in volata va a vincere su Valentino Nadaluti e Daniel Cassol, che arriva con circa un minutino di ritardo rispetto ai primi 4. Per quanto concerne gli altri ci sono Alvise Franzin, Costantin, Ferroni, Lava e Farinati. Per quanto riguarda le donne, Sua Maestà, sono contentissimo per lei, Anna Oberparleiter del Team Lapierre Trentino Ale, che va a vincere sulla Asia Zontone, che anche oggi è andata molto bene, insieme a Matilde Bolzan al terzo posto. Bravissima la Matilde Bolzan, la vediamo in questo momento. Per quanto riguarda le donne junior, benissimo e bella figura l'ha fatta la Nicole Pesse, sempre della DP Giante 66, quindi di Pontoni. Elisa Rumak, una ottima seconda posizione della James Bike Team Buia, e Alice Papo che si piazza in terza posizione. Poi seguono la Beraldo, Lugli e Tuzzer in quinta. Per quanto riguarda invece le donne master, vince Chiara Selva, d'altronde questa è una fenomeno, ha avuto un problema all'inizio stagione ma si è subito imposta alla grande su una Ilenia Lazzaro che quest'anno può incorniciare come l'anno dei miracoli perché ha vinto tutto, insieme a Tamara Sabian che arriva in terza posizione. Susseguono poi la Bocchini, Rucco, Fossalunza, Pizzolotto e Mondi Annalisa. Questi sono i podi con Caligaro, Barazzuol, Perini. Per quanto riguarda le donne, Oberparleiter, Zontone e Bolzan, eccole qua. Per quanto riguarda le junior, Pesse, Rumak, Papo, Alice. E per quanto riguarda le donne master abbiamo proprio Selva, chiaramente Lazzaro e Fabian. Partiamo con la grande chiusura di giornata di Sanfior con il cartello prestigioso, con la figura di Matteo Trentin che oramai è diventato ospite fisso nella tappa di questa località del Trevigiano e quindi onora tutti. Abbiamo visto Franzoi, un po' la storia, ma non soltanto. Abbiamo visto anche Ceolin, Fruet, il Mai Domo, e nella classe della fascia 1 abbiamo Del Riccio, Del Missier e Giacobazzi. Come ho detto a Baicianne, ma erroneamente Del Missier non ero sicuro se era Axi o FCI, chiedo venia, ho fatto un errore clamoroso, lui è della FCI e non è che lo conosco da ieri, ma ogni tanto con la Teresina bisogna pur far conti. Ma comunque si sa che Del Missier quest'anno sta timbrando ogni gara alla stragrande e dar filo da torcere a Del Riccio vuol dire essere dei veri e propri campioni. Per quanto concerne la parte, diciamo così, dei grandi, la parte dei professionisti, c'è un Toneatti che veramente lo vorrò vedere in quel di Schio perché sono curiosissimo. Lui sta andando benissimo in queste gare dove se la deve vedere con i più grandi. Ricordiamo che Toneatti ha 20 anni, quindi tanta esperienza deve ancora fare. Bellissima questa immagine, ma non soltanto perché c'è Del Riccio, ma dietro c'è Simone Cusin che anche lui è stato uno tra i protagonisti negli anni passati del Trofeo Triveneto e non soltanto, e anche del Mastercross. Lì davanti abbiamo visto anche Del Missier che sta andando via come una moto e non è facile stare dietro ai big. Questo è già l'arrivo con Toneatti Davide
che va a vincere senza nessun problema dando 16 secondi a un certo Luca Braidot insieme a Emanuele Uez, che si dividono la volata. Braidot vince questa volata da Volpone, poi segue Ceolin, Fruet, Franzoi, Ponta, Tabacchi, Gazzola. Pederiva al 10° per tanto dare nota, Matteo Trentin alla 13ª posizione. Intanto vediamo proprio Franzoi, ma a 13ª posizione l'abbiamo visto molto attento, molto parsimonioso. D'altronde lui deve fare anche i conti con la sua carriera, che è una carriera strepitosa, ma vedremo poi a Scorzè cosa ci riserverà questo grande e grandissimo interprete. Per quanto riguarda, abbiamo visto proprio la fascia 1, Del Riccio vince su Del Missier, Giacobazzi, Felice, Merlino, Pirazzoli. Questo è il componimento appunto dei master. Vediamo proprio Del Riccio con questa prima telecamera che lo raccoglie in quel piccolo quella piccola buca, quella piccola asperità, quella bialera, va a vincere su proprio Marco Del Missier del Team Friuli. San Vitese al terzo, abbiamo detto Roberto Giacobazzi, il quale si pone nel gradino più basso del podio, ma è tanta roba. Ecco qua, adesso vediamo Sua Maestà Trentin, l'abbiamo messo in un momento particolare, 13ª posizione per lui qui a San Fior. Saluta il pubblico, l'enorme pubblico che lo ha accompagnato, ma stiamo qua, state con noi perché attenzione, a Scorzè sarà tutta un'altra giostra. Questo è il podio con Toneatti, Braidot e Uez insieme a un premiato Matteo Trentin, che prende chiaramente un presente dagli organizzatori. Lui è un grande professionista, viene pro bono soltanto perché lui è nato nel ciclocross e dice delle cose interessanti. Abbiamo sentito l'intervista, chi ha avuto il piacere di sentirla su By Channel, che non capisce come mai tanti direttori sportivi non mandino a gareggiare nel ciclocross i loro ragazzi. Qua è Del Riccio, lo abbiamo visto, insieme a Del Missier, Giacobazzi. Andiamo con la gara di Scorzè e quindi tutti qui per andare a onorare con la nostra presenza, con le nostre telecamere guidate da Gianni Del Santo, a casa di Igino Micheletto, per quello che è la gara degli junior uomini e donne open. Anche per dire, qua c'è uno sponsor, la Carto Veneta, che oramai è vicina a questi organizzatori da 44 anni. Una cosa incredibile, credo veramente che sia un record di fedeltà per quanto concerne gli organizzatori. Partono gli junior, partono tutte le donne con Papo Alice, Messe Rumac nelle donne junior e Oberparleiter, Zontone, Simeoni, Casasola, la Piscialli, e sono tutte là che se le devono contendere per vedere chi ha la gamba giusta. Però per me queste sono gare abbastanza bugiarde, perché non è detto che chi vince poi possa essere protagonista ai campionati italiani. Sì, i valori in campo sono questi, li abbiamo visti, però poi bisogna ammettere che alcune si avvicinano alla preparazione in maniera diversa, chi fa più cumulo, chi fa più carico e chi invece ne fa meno. Poi l'ultima settimana è quella che sarà per i ragionamenti, per capire chi potrà veramente essere in forma per quanto concerne i campionati. Ma qua è comunque un certo Brian Olivo che si è ristabilizzato alla grande, insieme a Barazzuolo Enrico in seconda posizione. Bravissimo Brian Olivo, io lo vedo tra i deputati o tra i papabili vincenti del campionato italiano. Poi abbiamo Valentino Nadaluti del Gyms Bike Team Buia che va in terza posizione, Cecchi Filippo e Costantin Riccardo in quinta posizione. Poi chiaramente seguono Franzin, Cerato, Perin, Ferroni e Denardi. Questo è il componimento degli juniores. Per quanto concerne invece le donne open, mette tutti in riga Anna Oberparleiter, l'abbiamo detto, in splendida forma, e quindi sarà bello vederla anche a lei. Con i campioni italiani chiaramente là ci sarà anche il Gota. Intanto accogliamo Asia Zontone e Sara Casasola, che continua ad avere qualche problemino ma lo sta risolvendo, sarà prontissima per i campionati italiani, insieme a Eli Simeoni che arriva in quarta posizione e la Piscialli in quinta. Quindi abbiamo detto, andremo a vedere con chi si andrà a vedere. Tanto Papo Alice, regina delle donne junior, bellissima la sua gara, con Nicole Pesse che arriva a 30 secondi di ritardo da lei, quindi
l'egemonia della ADP 66 continua, e la Elisa Rumak in terza posizione. Andremo a vedere quello che ho detto a Schio per quanto riguarda le donne. Non c'è soltanto la Oberparleiter che se la dovrà vedere comunque con Eva Lechner, con l'Arzuffi, quindi ci sarà tanto da raccontare. Podio con un presente alla carriera di Salvador insieme ad Brian Olivo, Barazzuol, Nadalutti. Podio ancora per le donne junior, Alice Papo, Nicole Pesse, Elisa Rumak, e podio ancora per quanto concerne le donne, abbiamo visto prima proprio la Oberparleiter Zontone, e quindi Casasola. Partiti anche gli amatori della fascia 2, fascia 3, e chiaramente anche le donne che, a differenza della gara di San Fior, partono con i maschi. Io non sono tanto d'accordo, mi piacerebbe vederle sempre partire in queste gare dove si può fare insieme a tutte le donne, quindi sarebbe anche meglio per loro, anche per meno traffico, meno casino, e anche per la fruibilità stessa delle persone che guardano il ciclocross e che si appassionano se lo capiscono. Qua intanto andiamo a vedere, diamo un po' di cronaca per quanto riguarda questa gara, dove c'è una Selva Chiara che è attanagliata, anzi morsa da vicino da Giulia Balestri, che è la prima volta che la vedo, quindi conosco poco di lei. Abbiamo detto fascia 3, Mariuzzo vince comunque sempre, Gabriele Fabris in seconda posizione insieme a Flavio Zoppas, e qua proprio abbiamo visto la Giulia Balestri che va a vincere, pensate un po', su Chiara Selva e Tamara Fabian. Gara da dimenticare per quanto riguarda Eline Lazzaro, che ha avuto problemi dalla prima mattina tra pedali e quindi tante trasferte, perché ricordiamo lavora anche per Eurosport e quindi commenta, e tante volte gli tocca fare delle notti quasi insonni per essere presente a Milano e poter commentare il DVB o le KZ. Grandissima Elenia. E qui adesso andiamo con la gara riservata agli allievi, secondo anno, primo anno, e quindi le donne allieve. Qua tutto da guardare, tutto da verificare, e chiaramente qua i primi che vincono sono Andrea Dallago, che sta facendo una bellissima stagione, un fisico eccezionale, con Edoardo Bolzan e Gallio Alessandro se la guarda in terza posizione. Poi seguono Gallio Filippo, Cancedda e Toneatti. Poi qua per quanto riguarda le donne allieve abbiamo Elisa Viezzi, Costantini, Romina, Brada, Turina e Auer. Per quanto riguarda i allievi del primo anno, Ettore Pra, Mares e Paccagnella sono i primi tre. Chiudiamo anche qua oggi con la gara regina, con gli Open, dando chiaramente lustro e un faro di attenzione a Matteo Trentin, che qui oggi non viene a fare certo la comparsata, viene perché ci tiene e vuole vincere. Insieme alla fascia 1, vale a dire del Missiere e del Riccio, partono gli Open, quindi Toneatti, abbiamo Ponta, Franzoi, Trentin, Fruet, Ceolin, Cazzola, Martinelli, Cover, Favero, Pederiva, Pescarmona e chi più ne ha più ne metta. Partono tutte le due categorie, quindi Open e fascia 1, davanti a tutti si incomincia a dettare le regole Federico Ceolin, che cerca di dare un ritmo esagerato, vediamo se durerà. D'altronde abbiamo un Davide Toneatti, abbiamo detto, che è un po' secondo me la sorpresa di quest'anno, perché si crescere ma così incredibilmente, però si è attestato in quarta, quinta posizione. È partito male, come è partito male d'altronde anche Franzoi, che si attacca alla ruota di Matteo Trentin. Matteo Trentin ha un'esplosione nelle gambe, specie da quando c'è da spingere, difficilissimo per tutti stargli dietro, ma è Davide Toneatti che in questa sintesi che vi stiamo proponendo va a vincere su Martino Fruet, che prende il caloroso abbraccio ipotetico, ma una bella smanacciata, e danno il 5 a tutti, perché è lui veramente l'icona di questo trofeo, lo abbiamo detto miliardi di volte. Grande Martino, non molla mai, e sono curioso di vederlo anche in quel di Schio, e non vorrei dire altro. Ma pensate che Matteo Trentin, approfittando anche forse di una leggera sbavatura nella corsa prima di quella bialera di Franzoi, lo va a mettere dietro, quindi Matteo Trentin sale sul podio, non è cosa da poco. Franzoi in quarta, Marco Ponta, attenzione, non è lontanissimo, e Federico Ceolin, che ha sprecato tanto nelle fasi iniziali di questa gara, si pone comunque in sesta posizione. Per quanto concerne la fascia 1, il re è sempre lui, Carmine Del Riccio, che va a vincere con un distacco, pensate, di quasi 2 minuti su Marco Del Missier.
Per quanto riguarda i campionati italiani, Del Mister è un M2, quindi parteciperà da solo, è quasi fatta, e per quanto riguarda Carmine Del Riccio M3, ma ci sarà anche l'incognita Folcarelli e andremo a ridere, quindi tutto da discutere, tutto da vivere il campionato italiano. E chiaramente Matteo Trentin, che si presta ai selfie e agli autografi come giusto che sia, ma non tanti lo fanno, e quindi un bel personaggio, e tanti complimenti a lui, perché insomma non è detto che tutti si possano comportare così. È un grande personaggio, un grande campione, non abbiamo bisogno noi di dire chi è Matteo Trentin. Podio Contenati, Flue Trentin, podio Del Riccio, Del Mister Giacobazzi. A te la linea, cara Ilenia. Appuntamento anche con l'ultima tappa dell'EKZ, quindi una grande prova, anche qui clip emozionale da Mailen con i nostri azzurri che si sono messi in luce. Via alla clip! Come potete vedere siamo a Schio, ovviamente non siamo venuti a fare una gita, ma abbiamo pensato di dare un servizio a tutti i ciclocrossisti che ci seguono, a quelli che vengono da lontano e che non hanno la possibilità in questi giorni di provare il percorso prima dell'arrivo qui per il campionato italiano. Che percorso è? È un percorso completamente revisionato rispetto agli anni scorsi. È un percorso molto tecnico, è un percorso con tante curve, con parecchie contropendenze, e attenzione perché è da tanto che non piove, ma c'è veramente tanto fango. C'è un tratto di sabbia, ci sono anche i vari drop, le cunette da saltare proprio in stile belga, ci sono alcune contropendenze, è un percorso completamente visibile al pubblico, quindi molto bello, con anche delle strutture vicino che permettono sia ai crossisti che agli spettatori di comunque mangiare e seguire tutto questo grande programma di gara. Lo ricordiamo, venerdì si partirà con tutte le categorie master, quindi sabato con le categorie giovanili e domenica il grande clou delle categorie internazionali. Chi vincerà non lo sappiamo, facciamo l'in bocca al lupo a tutti e sicuramente attenzione, perché qui se fai qualche errore lo paghi caro. Ciao a tutti!